partiti con l'idea che, nonostante la zona fosse in pianura, che sembrava che non avesse, tutti mi dicevano ma sei matta, non c'è niente, abbiamo scommesso un po' sul fatto della centralità della zona e che effettivamente è una zona con tantissime cose, molte volte sconosciute anche a chi ci abita. Diciamo che per più di 20 anni ho lavorato nel settore moda, viaggiando anche molto, e questo mi ha portato a capire anche molti meccanismi dell'ospitalità. Quando nel 2003 ho deciso di vendere l'attività che avevamo con la mia famiglia di origine, ho deciso di valorizzare questa casa che a me piaceva molto, la casa di famiglia di mio marito, e abbiamo deciso di valorizzarla. Abbiamo puntato su un turismo di qualità e su anche il riferimento delle persone che viaggiano per business e che uniscono un po' le due cose. A noi piace pensarci come un urban farm in un contesto molto interessante dal punto di vista culturale e anche sotto certi aspetti paesaggistico. In fin dei conti abbiamo una villa del Palladio a 300 metri, a poca distanza un'altra villa molto importante, e questo ci aiuta in parte a creare quell'atmosfera di un certo tipo. Le persone in genere, perlomeno la nicchia di mercato che noi seguiamo, è molto interessata a capire e a fare delle esperienze, sia a livello, diciamo, di cibo che di visione. Ecco perché abbiamo anche scelto di operare su cose molto particolari che salvaguardano la biodiversità. Indubbiamente sentiamo anche la responsabilità del lavoro che stiamo facendo, perché per noi è importante che il cliente che poi ritorna nel suo paese, ritorna a casa sua, abbia un bellissimo ricordo della zona, quindi per noi promuovere il territorio lo sentiamo come un senso di responsabilità. I bandi di sviluppo rurale veneto ci hanno permesso sicuramente di avere un'immagine diversa, togliendo quello che era il discorso delle coperture in Eternit, e specialmente anche la parte della formazione, a poter accedere a una formazione di ottimo livello per completare le idee che noi avevamo, o comunque per approfondire alcuni aspetti sia dell'aspetto, diciamo, gestionale dell'azienda, sia dell'aspetto turistico dell'area, ci hanno permesso di fare un salto di qualità nell'approccio ai vari sistemi e alla realtà. Questo ci è tornato veramente utile con tutte le varie cose che sono successe poi dal 18 in poi. Ecco. Se ci fossero i nuovi bandi sicuramente tenteremo di farli, perché vogliamo aumentare in quantità e in qualità la nostra offerta, sia dal punto di vista agricolo sia per l'ospitalità.